ragazzi, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo sulla homepage del Comendone. Allora, vai gli annunci. Primo, allora, WWE, purtroppo WWE è sospeso per il momento, perché il gioco che mi dà più problemi di copyright, quindi per il momento purtroppo è sospeso. Bestemmioni contro YouTube. Scusate. Poi c'è MotoGP, che ho già cancellato 4 video su 75. E anche là, ragazzi, io non lo so cosa devo fare. Ho il bollino rosso sulla terza voce, quella ID Continent. Però il bollino rosso, io non so, io non ho ancora capito se devono, cioè, allora, qualcuno mi ha scritto i 3 bollini, cioè i 3 di copyright, norme community e ID Continent. Uno mi ha detto bastano 3 video a caso, un altro mi ha detto servono 3 video di copyright, non ci sto capendo la mazza, quindi sui video di MotoGP con ID Continent rosso, quindi col bollino rosso solo però su ID Continent, posso tenerli o li devo cancellare per forza? Non ho capito ancora questa storia perché mi sono arrivati tantissimi commenti di supporto, però tutti diversi e quindi non è facile capire. Comunque grazie, siete dei grandi. Poi che altro? Vaffanculo. Abbiamo detto la WWE bloccato. MotoGP. Chiaramente ho paura di cancellare la serie, serve veramente un colpo al cuore perché è stata una delle mie serie preferite. E niente, adesso ecco, la carriera NBA ancora non l'ho sistemata, ragazzi. Come posso fare per sistemare la carriera NBA? Ho provato di tutto, è che la patch non è ancora uscita, sperando che sia la patch perché, ragazzi, se devo ricominciare da capo è chiaro che non posso ricominciare, andiamo avanti con la carriera, con la modalità general manager, perché non è possibile dopo 30 partite perdere tutto. E niente, adesso il canale sarà un po' così, nel senso adesso un po' assestarmi, ci sarà FIFA col Borussia, lo sci con Alpi Ski Racing, Ski Challenge, che ecco ragazzi, invitatemi voi, io chiaramente non magari ho meno tempo di vedere tutti gli inviti, quindi per sicurezza mandatemi 50.000 messaggi e ve li accetto tutti. E poi vabbè le Olimpiadi, se c'è un gioco, se ci sarà il gioco di Sochi, perché ancora non ho sentito un cazzo. E poi va bene, insomma, ho detto Borussia, FIFA, sci, e vabbè, basket con la modalità general manager e quella carriera in attesa di sistemare. Poi GTA, chiaramente devo fermarmi perché anche quello è un gioco pieno di copyright. Purtroppo, Formula 1 devo finire Interlagos, ecco, Formula 1 non mi hanno nessun problema per il momento. Giro del mondo lo devo riprendere, in questo periodo ho poca voglia di giocare a Fly. Rome, ecco Rome è un gioco che non lo so, sinceramente, è un gioco che mi avete chiesto in pochissimi, sinceramente già il tempo è poco, io devo cercare di ottimizzarlo con giochi che insomma graditi, se voi non me ne frega niente di Rome, cioè non voglio registrare cose che vi fanno cagare, cioè, però è chiaro che comunque voglio finire la carriera per quelli che insomma seguono Rome, però è chiaro che col fatto che devo ottimizzare bene i tempi voglio insomma dare la possibilità a più persone possibili di essere contente con video del Comendone, ecco, anche se comunque Roma non è abbandonato, è solo che mi ha un po' deluso, quello diciamo il problema principale, la modalità la modalità campagna è sempre bella, però l'online è proprio deluso, c'è un online veramente vomitatevole. E niente ragazzi, questo è tutto, quindi spero di ricevere una risposta per MotoGP, per sti cazzo di bollini, perché ho ricevuto veramente 50 cose diverse, quindi non ho ben capito che cazzo devo fare. Fra un po' è Natale, quindi è già passato un anno, madonna, mi ricordo, mi sembra ieri veramente, di vaneggi comendiani del Natale. Vediamo magari di fare magari un mini vlog, qualcosa per il buon Natale, come l'altro anno. E niente raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Sto YouTube è un po' così, nel senso non sono incazzato, però sono un po' demoralizzato, nel senso io ho voglia di registrare tranquillo, mi devo mettere in camera, tranquillo, con la mia postazione super tecnologica e registrare e giocare con voi. Se devo cominciare a pensare alla musica e lo script e il vaffanculo e la figa editoria, che cazzo, cioè mi rompo veramente i maroni, cioè non può essere un lavoro, cioè io devo divertirmi, già il mio lavoro che mi porta via tempo e tutto. Ecco, c'è il Vodento che parla su Zello, che è un'applicazione walkie-talkie, mi sta praticamente commentando, tipo, non so se vi ricordate la scena di Harry Potter, quando Giampaolone Voldemort parla con tutti nell'ultimo film, consegnatemi Harry Potter. E quindi effettivamente facciamo questo maneggio del Bolt che praticamente va avanti da 50 anni, cioè non siamo molto normali purtroppo, però questo è il nostro modo insomma di vaneggiare. Ok raga, dopo questa andiamo a Nana che è meglio, che perché è tardino. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!